Professore Pecoraro, anche quest'anno l'Auser ha messo su una serie di iniziative in cantiere che sono di grande rilievo sociale e culturale anche per le tematiche trattate. Sì, l'Auser in pratica ad Agrigento organizza per la 18ª volta, sono 18 anni che l'Auser organizza questa attività per conto del sindacato pensionati e ha istituito questa libera università agrigentina e questa attività si articola con una serie di conferenze, di incontri su tematiche svariate. Si parte la prossima riunione riguarderà l'oralità dell'immagine e si presenterà un libro in cui verranno proposte delle foto antiche che ricordano il passato della Sicilia, dei quartieri, dei piccoli centri. E poi si proseguirà, ci saranno due dibattiti, uno che riguarda il tema della giustizia e un altro che riguarda il tema della rappresentatività e della democrazia. Questi due dibattiti saranno allargati, ci saranno due relatori e saranno allargate alla partecipazione dei soci dell'Auser. Inoltre l'anno scorso ricorreva lo 60° anniversario della pubblicazione del Gattopardo e quest'anno 30 anni dalla morte di Sciascia e già l'Auser ha organizzato un incontro, un dibattito in cui si è discusso dell'attualità di un bilancio riguardante sia il romanzo Il Gattopardo di Tommaso Lampedusa e sia l'opera complessiva di Leonardo Sciascia. Quest'anno proprio che ricorre esattamente il centenario della morte di Sciascia, ci saranno due incontri, due conferenze sull'opera di Sciascia, una che riguarda il Consiglio d'Egitto, che forse viene considerata uno dei testi più significativi, forse il più importante di Sciascia, e un altro che riguarda l'unico testo teatrale scritto da Sciascia, che è appunto l'Onorevole. Poi vi sono altri temi che riguardano per esempio l'ecologia, riguardano la storia del territorio di Agrigento, temi che riguarda anche una proiezione nel futuro, nel rapporto per esempio tra scienza e conservazione della natura, dei beni naturali, del paesaggio, della possibilità anche di sviluppo del territorio attraverso iniziative che coinvolgono il paesaggio e le ricchezze anche archeologiche. Quindi l'Auser in questo senso cerca in qualche modo di proporre alla collettività anche degli spunti di discussione per una crescita civile e culturale.